Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dal forum di Open Calabria, dure critiche al sistema turistico calabrese definito vecchio, incapace e non attrattivo. La regione ha un enorme potenziale non utilizzato. Il decreto firmato da Scura che dà il via libera a 1366 nuove assunzioni nelle aziende e negli ospedali calabresi sta suscitando molte polemiche. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, Corcioni, accusa scelte non condivise. A Vibo, primi risultati dal piano locale per il lavoro, create opportunità occupazionali per 7 giovani. Non c'è nessun allarme legionella in Calabria, il caso registrato a Catanzaro è da ritenersi singolo episodio. È stato posto sotto sequestro il distributore di benzina di Piazza Loreto a Cosenza, il provvedimento è stato adottato dalla Procura della Repubblica. Istituito nella sede del volontariato a Cosenza lo sportello dell'avvocato, i cittadini potranno consultare gratuitamente i professionisti per qualsiasi problema legale. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, in apertura il turismo perché non ci sono buone notizie, il tempo instabile ha penalizzato la Calabria, si registrano meno presenze, il calo è del 40%, i dati si riferiscono a giugno, a renderlo noto oggi il sindacato dei balneari, i particolari del nostro servizio. Ufficialmente in vacanza per l'ANAS l'ultimo weekend di luglio è caratterizzato dal bollino rosso con l'aumento del traffico, anche se nel tratto calabrese la rimozione dei cantieri consente agli automobilisti di viaggiare senza disagi. Oggi le temperature elevate hanno fatto registrare il tutto esaurito in spiaggia, ma il tempo instabile di un'estate insolita ha fatto sentire i suoi effetti sul turismo. Secondo i dati resi noti dal sindacato balneare italiano a Roma, a giugno in Calabria si è registrato un calo di presenze pari al 40%. Non è andata meglio a luglio, molti i lidi vuoti a causa delle cattive condizioni meteorologiche e imprenditori balneari intenti a scrutare il cielo nuvoloso aspettando il sole. Le condizioni del mare, ad esempio sul Tirreno cosentino, come denunciato da tanti nostri telespettatori, con acque non limpide, hanno di fatto allontanato i bagnanti. Non resta che sperare in un agosto migliore. Intanto la Calabria, che è ricca di storia, eventi, luoghi da poter visitare, dovrebbe, come da tempo ripetono gli esperti, destagionalizzare e narrare i 1000 colori e profumi di questa terra. Ancora per il turismo, con un forum organizzato da Open Calabria a Soriano Calabro, si è cercato di far dialogare vari stakeholders del turismo al fine di attuare soluzioni a bassa spesa e ad elevato impatto turistico. Vediamo. L'offerta turistica della Calabria è appetibile? Ha elementi tali da intercettare i flussi di vacanzieri in transito? Se lo è chiesto il Forum del Turismo, organizzato da Open Calabria, che partendo da Soriano Calabro spera di mobilitare tutte le energie positive della regione affinché il contributo del turismo al PIL cresca significativamente e recuperi la distanza con il dato nazionale. In questa regione di turismo si vive di improvvisazione e quando se ne parla si parla semplicemente di turismo di nicchia senza un approccio sistemico e quindi necessariamente occorre capire da parte di chi opera nel settore turistico in maniera spontanea quali sono i vincoli del settore, ma soprattutto identificare una strategia che consente al sistema turistico di aggredire i mercati internazionali. Nel 2017 la quota del turismo sul PIL è stata pari al 13%, mentre in Calabria questo peso fluttua intorno al 4%. Ecco perché l'esigenza di creare un forum come prima esperienza di confronto autonomo e indipendente, capitalizzando l'esperienza di chi opera nel settore. La mia azienda si occupa di lavorare in smart working, accompagnando le strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere nello sfruttare il
il digitale come strumento per potersi promuovere e promuovere il territorio circostante. La Calabria ha un elevato potenziale che purtroppo sfrutta solo in minima parte, un settore che potrebbe trainare l'economia dell'intero territorio se solo sfruttata al meglio. Nella nostra esperienza come progetto Empiria stiamo scoprendo una Calabria nuova, una Calabria che è il nuovo turismo, che probabilmente potrà diventare il nuovo punto di riferimento per il turismo in Italia. Tante le idee in campo, ad esempio quella di riclassificazione del territorio calabrese in 12 smart land, ma il turismo è anche riscoprire luoghi poco conosciuti. Posti come quello per esempio di Soriano Calabra in Calabria sono completamente sconosciuti, diciamolo. Qui è ora di uscire dalla regione, uscire dal paese, dalla regione, andare in Italia e all'estero. Altro tema molto sensibile, la sanità. Torniamo ad occuparci del decreto assunzioni di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi, firmato dal commissario Scura. Previste in Calabria 1366 new entry negli ospedali calabresi. Ebbene, il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza critica l'iter che ha portato all'emissione del provvedimento. Vediamo perché. Una buona notizia che però ha innescato il solito vespaio di polemiche. Le oltre 1300 assunzioni sbloccate dal decreto 154 sono certamente una boccata di ossigeno per la sanità calabrese, ma non mancano le critiche e i punti di vista diametralmente opposti. Ieri lo scambio al vetriolo tra Franco Pacenza, delegato alla sanità per la presidenza della regione, e il commissario Massimo Scura. Questioni politiche e uno scontro ormai cronico che non fa più notizia, ma se ad avere dubbi sulla bontà dell'intervento sono proprio i medici, allora è il caso di riflettere. Oggi interviene ai nostri microfoni Eugenio Corcione, presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, che lamenta una mancanza di strategia di condivisione delle scelte. Non si capisce questo decreto come sia partorito, o meglio si sa bene, ma probabilmente non è la metodologia giusta. Preoccupa molto le modalità con cui sono state proposte alcune assunzioni rispetto alle altre. Noto, per esempio, che vanno a concorso, quantomeno si chiede il concorso per posti che sono coperti in pianta organica e si immagina che questi andranno in pensione, per cui è stata chiesta già il ricambio. Cosa strategicamente giusta, ma forse non emergente, non urgente, mentre invece forse sono poche le forze in alcune realtà, in alcune discipline. E soprattutto forse sono pochi i medici e soprattutto gli infermieri e gli OSL. Noi non siamo in una sanità normale, non abbiamo assolutamente un interlocutore importante che è la Regione, un dipartimento che non esiste, anzi forse se esiste come fabbrica di imboscati. Bene, e quindi non si può dire che non sia stata consultata la Regione quando non c'è. Però qui non è stato consultato nessun altro, è solo qualche cosa che è uscito fuori da un patto fra i direttori generali, che peraltro dipendono dalla Regione, e l'attuale commissario. Non c'è un coinvolgimento. Qual è la metodologia per cui servono più amministrativi di medici in alcune realtà della nostra Regione? Fin qui le questioni riguardanti la gestazione e l'efficacia del decreto, ma c'è di più. I dubbi si concentrano anche sull'aspetto economico e sulla sostenibilità dell'intervento. L'aspetto economico è molto poco chiaro, vorrei capire cosa ha già dire il MEF su queste assunzioni, vorrei capire come è possibile che in debito si possa assumere. Per carità, pare che questo governo voglia fare tutto in debito, quindi magari si comincia dalla Calabria. Non credo che questi saranno debiti che poi qualcuno non dovrà pagare. Intanto Franco Pacenza ha convocato per lunedì prossimo alle 15:30 una riunione nella sede della Presidenza di Giunta per affrontare le problematiche relative alla carenza di medici specialisti, in particolare in ortopedia e traumatologia. A Vibo adesso, perché arrivano i primi risultati del piano locale per il lavoro. In sostanza si tratta delle prime assunzioni. Vediamo. Un'opportunità lanciata dalla Regione Calabria per rispondere ai nuovi fabbisogni del sistema produttivo locale e creare occasioni di occupazione nuove dal passo con i tempi, ovvero con un livello di conoscenza e qualità oggi indispensabile ai fini della competitività. I piani locali per il lavoro sono stati subito colti da Confindustria Vibo Valencia, che ha potuto così sperimentare concretamente un nuovo modello di sviluppo locale che ha portato 7 giovani impegnati nel campo agroalimentare in diverse aziende del territorio. I risultati del progetto promosso da Confindustria Vibo Valencia sono stati presentati nel corso di un incontro tenutosi nella sede della Camera di Commercio. Confindustria assieme alla Regione, al Comune, ha voluto portare avanti questi piani locali del lavoro e assieme abbiamo avviato un percorso ormai diversi mesi fa
per l'autoimpiego di 7 giovani nella provincia di Vibo, che erano i fondi che la Regione aveva stanziato per il PLL Vibovale della provincia di Vibo. Le aziende sono messe a disposizione della Regione e del Comune di Vibo e siamo giunti al termine di questo percorso. Adesso i giovani sceglieranno se fare autolavoro oppure venire a lavorare nelle 7 aziende che hanno ospitato questi giovani. La cosa importante è aver creato una mentalità imprenditoriale, la potenzialità di nuove professionalità. Sì, i giovani hanno fatto un percorso sia nelle aziende sia hanno fatto diversi corsi di formazione in giro per l'Italia per poter dotarli di professionalità che servono alle aziende del settore agroalimentare. Perché questo progetto è legato sia alle imprese turistiche e sia alle imprese del settore agroalimentare. Hanno risposto fortemente le aziende del settore agroalimentare di Confindustria Vibo Valentia e della rete Calabria di Gusto e quindi da lì è andato avanti ben con successo questo progetto. Che cosa è successo con i piani locali per il lavoro? Che individuando un target di giovani ben preciso e mettendolo in rapporto con settori imprenditoriali e imprese ben individuate si è creata la giusta connessione. Questo che vuol dire? Che se noi lavoriamo ad individuare con sempre maggiore precisione la domanda e l'offerta precisa, targetizziamo proprio la domanda di lavoro rispetto all'offerta che abbiamo sul territorio, riusciamo a raggiungere dei risultati. Non c'è in Calabria nessun allarme legionella, il caso registrato a Catanzaro è solo un singolo episodio, così rassicurano gli esperti, vediamo. Da Bresso alla Calabria la legionella fa paura, ma per fortuna non si tratta di una patologia trasmissibile. I 2 pazienti lombardi ricoverati a Germaneto hanno contratto la malattia nel Milanese, lì dove in questo periodo è facile imbattersi nel pericoloso batterio che ha mietuto già 3 vittime. Nessun allarme dunque nella nostra regione. Non esiste proprio il pericolo perché la malattia si trasmette per via aerea e non c'è e non esiste scientificamente provato il contagio interumano. Per cui il soggetto venuto da Bresso e ricoverato a Catanzaro non trasmette la legionella. 34 i casi accertati nella zona di Bresso, dove si indaga alla ricerca delle cause del proliferare del batterio. Gli indizi portano verso gli impianti di condizionamento e le tubature dell'acqua. Io seguo tutto ciò che concerne la prevenzione sulla legionellosa da circa 8 anni. Noi non abbiamo mai registrato un caso verificatosi in ospedale. I casi che abbiamo potuto curare e trattare nei nostri reparti erano tutti di importazione. Cosa significa? Che i pazienti si sono ammalati probabilmente frequentando ambienti particolari tipo gli alberghi, le piscine e ambienti condizionati in genere. E poi c'è la prevenzione. La pulizia dei filtri dell'aria condizionata e gli altri accorgimenti possono limitare i rischi anche in situazioni di normalità. Un consiglio personale che io applicherei nelle abitazioni, perché l'ho detto anche a mia moglie, pigliare il soffione della doccia, smontarlo e tenerlo per una nottata intera nell'aceto e l'indomani mattina rimontarlo. È un meccanismo certo e sicuro per evitare l'annidamento della legionella nelle condutture idriche. Questo lo si può fare anche sui lavelli delle cucine. E ora la cronaca ci porta a Cosenza, dove è stato posto sotto sequestro un distributore di carburante in centro città. Vediamo. Eccoli gli agenti della polizia locale mentre appongono i sigilli al distributore di carburante in piazza Loreto nel centro di Cosenza. Il GIP del Tribunale Bruzio ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica in merito al sequestro preventivo dell'impianto Enispa di via Caloprese che commercia carburante al dettaglio per autotrazione. Il provvedimento è adottato grazie agli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale di Cosenza che hanno portato ad appurare con relativa ricognizione fotografica che il distributore di carburante non ha ottenuto l'autorizzazione unica ambientale e non ha l'autorizzazione allo scarico dei reflui in maniera difforme da quello previsto in rete fognaria mediante passaggio di appositi filtri depuratori. Inoltre è stato provato lo sversamento di oli esausti su suolo non protetto. Le indagini sono state effettuate dal nucleo decoro urbano della Polizia Municipale.
Oltre al sequestro preventivo, la Procura ha iscritto alcune persone nel registro degli indagati, fra cui i responsabili del distributore. Alcuni giorni fa l'amministrazione comunale aveva recepito le preoccupazioni dei residenti della zona, che lamentavano da tempo il mancato rispetto dell'ambiente con un evidente inquinamento. Dopo diversi sopralluoghi del nucleo decoro urbano si è giunti alla conclusione che la stazione di carburante non osservava il regolamento sull'autorizzazione in materia ambientale. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha scarcerato l'ex vice sindaco di Cirommarina Giuseppe Berardi, arrestato il 9 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione Stige che aveva portato in carcere, lo ricorderete, 170 persone accusate di essere vicine a cosche di 'ndrangheta del Crotonese. Il TDL ha deciso la scarcerazione dopo aver riesaminato gli atti a seguito dell'annullamento con rinvio operato dalla Cassazione. Dopo l'udienza del 26 luglio il riesame ha emesso oggi il provvedimento ed ha scarcerato Giuseppe Berardi senza disporre alcuna misura per l'ex vice sindaco di Cirommarina. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Appartamento in fiamme questa mattina a Nocera Terinese, lo stabile di proprietà dell'Aterpi. I locali in cui viveva una famiglia originaria del Marocco erano vuoti quando si sono sprigionate le fiamme. Paura tra i condomini, sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, che secondo quanto si è appreso non sarebbe di origine dolosa. Nessun ferito. 2 persone arrestate e 13 denunciate nel Cosentino è il bilancio dei servizi di controllo del territorio dei Carabinieri di Rende. Tra i reati contestati la guida in stato di ebbrezza, furto, evasione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Gli agenti della polizia ferroviaria di Villa San Giovanni hanno ritrovato una ragazza che si era allontanata da casa a Chieti nei giorni scorsi. Sono stati i genitori della giovane appena maggiorenne a denunciarne l'allontanamento volontario. La ragazza da circa un anno era in contatto su Facebook con un giovane tunisino e aveva deciso di andare a vivere con lui. La giovane, dopo aver riabbracciato i genitori, è tornata a casa. Un 35enne, Andrea Caracciolo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri a Catanzaro con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. L'indagine, denominata Dose Fast, iniziata nell'ottobre del 2017 dopo la denuncia in stato di libertà di un giovane trovato in possesso di oltre 50 grammi di sostanze stupefacenti. Compriamo polli, diceva al telefono, in realtà si trattava di marijuana. La pagina dedicata alle iniziative a Cosenza, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, nasce lo sportello per il cittadino. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. La cittadella del volontariato in via degli Stadi a Cosenza ospiterà lo sportello per il cittadino, un servizio gratuito per i cittadini offerto dall'Ordine degli Avvocati con il supporto dell'amministrazione comunale che ha fornito i locali. Sono contento che siamo riusciti in questo obiettivo, cioè quello di valorizzare sempre di più la funzione sociale dell'avvocatura, di cui noi siamo orgogliosi. E quindi abbiamo organizzato questo sportello per il cittadino che ha la funzione di orientare tutti i cittadini, anche i non abbienti, nelle problematiche della giustizia che sono sempre più sentite. Quindi qualsiasi cittadino potrà venire qui per chiedere informazioni ed essere orientato sui costi della giustizia, su che tipo di attività può fare, quali sono i suoi diritti e naturalmente avere quindi tutte quelle informazioni che sono necessarie appunto per la tutela dei diritti delle persone. Lo sportello del cittadino rappresenta un altro importante tassello delle politiche del welfare messe in atto dall'amministrazione comunale di Cosenza. Stiamo portando avanti questa nostra idea di un welfare che sia soprattutto più legato ai bisogni effettivi delle persone. Oggi qui in questa cittadella del volontariato apriamo ad un altro servizio, grazie anche a questa proposta, a questa disponibilità nell'Ordine degli Avvocati, quindi i cittadini, quelli che sono soggetti svantaggiati, possono accedere gratuitamente a queste consulenze.
Il concerto di Mariella Nava ha concluso la fortunata rassegna estiva Sere d'estate a Villarendano. Vediamo. Tu stringimi più forte, assaggia questo cuore, fammelo partire. Con Mariella Nava, la sua scrittura, la sua poesia, la sua voce, si conclude il festival Sere d'estate a Villarendano 2018. Questo è il terzo anno che facciamo queste sere d'estate a Villarendano e devo dire che abbiamo già un pubblico abbastanza affezionato che vuole vivere la villa, vuole vivere gli eventi che facciamo a Villarendano e vuole anche dare un segno di riconoscimento alla fondazione che si sta adoperando affinché la città possa avere tutti quei benefici che nel nostro piccolo riusciamo a dare. A calcare il palco con Mariella Nava ci sono stati anche Sasa Calabrese al contrabbasso, Roberto Guarino alla chitarra e Salvatore Cauteruccio alla fisarmonica. Ad aprire il concerto e a duettare poi con la cantante è stato il cantautore cosentino Daniele Moraca. Nascerà e non avrà paura questo figlio. Estate a Villarendano con la direzione artistica di Rino Amato è stata una kermesse molto gradita al pubblico che oltre ad apprezzare il teatro e la buona musica ha avuto anche l'occasione di visitare gratuitamente il museo multimediale Consensia Itinera. Dal 3 al 5 agosto 40 madonnari provenienti da tutto il mondo si confronteranno a Taurianova per la terza edizione del concorso internazionale. Vediamo. Conferenza stampa nella splendida cornice di Villa Zervi a Taurianova per la presentazione della terza edizione del concorso internazionale dei Madonnari. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Amici del Palco, con la guida del suo presidente Giacomo Carioti e la direzione artistica del maestro Gennaro Troia, si svolgerà dal 3 al 5 agosto. 3 giornate intense e ricche di appuntamenti durante le quali oltre 40 artisti provenienti da tutto il mondo si confronteranno sul tema La figura della Madonna nel Rinascimento. Noi abbiamo quest'anno 50 artisti di tutto il mondo che andranno a dipingere il nostro corso, a creare delle opere meravigliose perché abbiamo, insieme al direttore artistico, il Gennaro Troia, ha determinato il tema di quest'anno che è Maria nel Rinascimento. L'arte da sempre è stato un mezzo di evangelizzazione per la Chiesa, per cui la nostra Chiesa diocesana da sempre approva, appoggia, sostiene e incoraggia iniziative come queste. Ed è stata presentata in provincia a Cosenza l'8ª edizione di Alicin Festival che si terrà a Fuscaldo. Siamo in provincia di Cosenza dal 1 al 4 agosto. Vediamo. Ritorna dopo i successi degli anni passati Alicin Festival, una delle più belle iniziative estive della costa tirrenica cosentina. Musica, spettacolo e tanta buona gastronomia locale. Siamo all'8ª edizione, siamo orgogliosi di questa iniziativa che ci sta dando tante soddisfazioni. Ogni anno in crescendo, lo scorso anno abbiamo raggiunto 50.000 presenze, insomma è un bel risultato di cui siamo fieri e orgogliosi anche perché riusciamo a proporre una kermesse particolare, esclusiva, unica, non è una sagra, non è una fiera, è un modo per stare bene insieme, cibandosi di ottime alici che vengono cucinate in 1000 modi, interpretando un po' la tradizione culinaria marinara di Fuscaldo e interpretando anche nuove ricette. Una di queste nuove ricette ci viene svelata da uno chef d'eccezione, Enzo Barbieri, che sarà presente alla manifestazione. Un panino con le alici, con una grossa novità, piacerà moltissimo, oltre alle paste con le alici, oltre alle alici marinate, fresche, in tortiere, in tutte le salse, le frittelle di alici, quindi sarà veramente un momento entusiasmante dal punto di vista promozionale del territorio, perché Fuscaldo è una città che merita moltissimo. Spero che il sindaco una volta accolga la mia, chiamiamola così, preghiera a fare una manifestazione nel borgo di Fuscaldo in inverno, perché è una cosa che mi attrae molto. L'appuntamento con Alicin Festival è a Fuscaldo dal 1 al 4 agosto.
E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Anche nel fine settimana il tempo non subirà variazioni rispetto ai giorni precedenti, temperature nelle medie del periodo, tanti spazi soleggiati, ma non mancheranno ancora rovesci pomeridiani a ridosso dei monti. Domani sempre sereno poco nuvoloso ovunque, ma con possibili rovesci pomeridiani su Pollino, Sila, in particolare settore catanzarese, e localmente su Serre Vibonesi. Temperature stazionarie. Analizziamo ora lo stato di mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi, con venti deboli da ovest-nord-ovest. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteincalabria.it. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia da Enzo Leonetti, in messa in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un felice weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.